Questi sono i cartelli che a centinaia e centinaia vengono piazzati sulla pedemontana, pannelli appunto per poter proteggere dal rumore. Vedete che hanno gli uccelli disegnati per evitare che i volatili non li vedano e ci vadano contro, tutto a posto, sembrano anche piuttosto robusti, ma ne siamo sicuri che siano robusti? Il dubbio viene percorrendo i tratti in via di ultimazione della pedemontana tra Marostica e Breganze. I pannelli trasparenti delle barriere antirumore appena installati colpiscono improvvisamente per uno di loro in frantumi. Il problema è che uno può capitare, due anche e una manciata pure. 4-5 pannelli già rotti infatti non fanno piacere ma non rappresentano una criticità. Il punto è che in un percorso di 3-4 km i pannelli poi diventano 6, 7, 10 e si arriva alla dozzina. E questo solo nel breve tratto da noi monitorato. Lecito preoccuparsi. Se sono così a poche settimane dalla loro messa in opera, non è che tra 3 mesi saranno il doppio, tra 2 anni inizieranno a diventare centinaia. Cosa li ha ridotti così? Non pensiamo un tiro a segno di ragazzini né qualche sassata di camion. Un bel mistero, già rotti prima di svolgere la loro funzione. Siamo sicuri che ci sarà spiegazione e soluzione, ma intanto iniziamo a porci il problema. Il progetto, lo ricordiamo, ha previsto opere di mitigazione con interventi di tipo acustico, barriere fonoassorbenti e pavimentazione antirumore e opere a verde al fine di mitigare maggiormente l'impatto dell'opera sul territorio, a cominciare dalla stessa progettazione in trincea. Le sagome di rapaci anticollisioni ad alta visibilità inoltre da applicare alle superfici trasparenti sono state richieste al concessionario della LIPU, la Lega Protezione Uccelli, ma poche settimane fa la stessa LIPU lamentava un ritardo nell'attuare questa disposizione per evitare rischi ai volatili.